Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Attacco terroristico martedì sera nel nord del Mozambico all'interno di una missione diocesana nella città di Chipene. Non si avevano più notizie di due missionari friulani, Don Loris Vignandel, già parroco di Chions, e Don Lorenzo Barro, già parroco di Aviano, rettore del seminario e ora vicario generale di Chipene. Pochi minuti fa il messaggio confortante è arrivato con un post su Facebook dal centro missionario Concordia Pordenone. Don Lorenzo e Don Loris sono vivi, ringraziamo Dio, i ribelli hanno assaltato la missione dando fuoco a tutte le opere parrocchiali. Suor Maria, missionaria comboniana appartenente alla diocesi di Vittorio Veneto, è stata uccisa durante l'incursione. Gli altri sono sopravvissuti e sono adesso in fuga, si legge dal post su Facebook. Aiuti e sostegni alla liquidità delle imprese, quindi delle imprese fino a $500.000 ciascuna in seguito alle ricadute del conflitto in Ucraina, al forte aumento dei costi dell'energia e del gas. La Giunta regionale ha approvato il regime quadro Friuli Venezia Giulia che consentirà di procedere con le misure di supporto al sistema produttivo della regione. Il provvedimento illustrato alla Giunta regionale da Barbara Zilli, assessore alle finanze, ha ottenuto il via libera dalla Commissione europea il 22 agosto. Il provvedimento normativo quadro del Friuli Venezia Giulia è il primo e unico regime regionale in Italia approvato dall'UE. Le regole del regime quadro, una sorta di ombrello in aiuti di Stato a seguito della guerra in Ucraina e delle sanzioni alla Russia decise dall'UE, che hanno ricadute anche su molti settori dell'economia della nostra regione, consentiranno di erogare fino al 31 dicembre 2022 aiuti e strumenti finanziari a supporto delle imprese, in particolare aziende industriali e manifatturiero, di servizi e turismo, non a quelle di agricoltura e pesca. Nel sistema del regime quadro gli aiuti saranno fino a €500.000 per impresa, altri aiuti saranno previsti per i maggiori costi dovuti a aumenti marcati di gas naturale ed energia elettrica, saranno poi erogati prestiti agevolati e sostegni alla liquidità. Grazie alla tempestività della Regione, ha detto Zilli, è ora a disposizione questo strumento in vista delle misure che verranno attuate in autunno per contrastare gli effetti della crisi energetica sul sistema produttivo. E sul tema energia abbiamo sentito il Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, che questa mattina era a Pontebba per l'inaugurazione del nuovo innovativo impianto carburanti nell'area dell'autoporto. Sì, è un investimento che va proprio nelle linee anche europee, sulle grandi direttrici e i grandi corridoi, cioè quindi la possibilità di alimentare i mezzi pesanti attraverso l'idrogeno. Di questo il Friuli Venezia Giulia quindi è protagonista e vorremmo ovviamente vedere sempre più investimenti in questa direzione, non solo, pensiamo anche a tutta la parte di energie rinnovabili, dal idroelettrico al fotovoltaico all'eolico, che purtroppo nella nostra regione su quello non abbiamo molte possibilità, però dobbiamo fare questo, cioè differenziare, perché oggi stiamo vedendo i costi dell'energia sono assolutamente insopportabili e rischiano la desertificazione del nostro mercato produttivo italiano ed europeo. E quindi oggi le istituzioni devono pensare non soltanto ad affrontare questa emergenza, che ovviamente c'è, quindi sono convinto che servano risorse pubbliche per andare a tamponare gli aumenti sconsiderati, ma bisogna anche lavorare in prospettiva per guardare quello che avverrà da qui ai prossimi anni e dare delle alternative per non trovarci in un'emergenza perenne. Impianti fermi o prossimi allo stop, il rincaro dei costi di gas e energia creano enormi difficoltà alle imprese cartarie del Friuli. Il deciso recupero del settore negli ultimi mesi in termini di produzione e fatturato sembra solo un lontano ricordo. Il 30% delle imprese del Cartario sta ipotizzando di interrompere l'attività per gli elevatissimi costi di gas ed energia, ma anche per l'incertezza di poter contare su adeguate forniture degli stessi, date le difficoltà a stipulare nuovi contratti. Alcuni impianti sono già fermi per insostenibilità dei costi. Il deciso recupero di questi ultimi mesi dell'industria cartaria e grafica in provincia di Udine sembra essere solo un lontano ricordo. Ad evidenziarlo è Maria Teresa Tonutti, amministratore delegato della Tonutti Tecniche Grafiche SPA di Fagagna, nuovo capogruppo del gruppo Cartarie Poligrafiche ed Editoriali di Confindustria Udine. In un momento storico estremamente critico, afferma Tonutti, precisando di accettare l'incarico con onore e spirito costruttivo, credo che gli imprenditori siano necessariamente chiamati a fare rete per rispondere sinergicamente alle sfide economiche imposte dal mercato.
Le prospettive del settore cartario, spiega, appaiono in deciso deterioramento a seguito delle enormi difficoltà delle cartiere a far fronte ai sempre nuovi record raggiunti dai costi di trasporti, materie prime fibrose, energia e gas. Quest'ultimo, precisa, ha toccato picchi di oltre 300 euro al megawattora. I prezzi dell'energia hanno invece superato i 700 euro per megawattora. A penalizzare le cartiere anche l'andamento del cambio euro-dollaro. Secondo l'indagine condotta dall'Ufficio Studi di Confindustria Udine, il comparto aveva segnato nel 2021 un rimbalzo dei volumi produttivi del 12,5% rispetto al 2020, del fatturato del più 8,8% e delle esportazioni del più 17,3%. Anche nel primo semestre 2022 si era registrato un ulteriore aumento produttivo dell'1,5%. Ora diventa tutto, appunto, un lontano ricordo. Questo pomeriggio ci sarà a Roma il tavolo Wärtsilä, non si prospettano novità in attesa della scadenza del 14 settembre, quando il gruppo dovrà presentare il piano aziendale. Potrebbe non essere la giornata decisiva, ma almeno aiuterà a capire se esiste un piccolo spiraglio per la vertenza Wärtsilä o se non ci sono, come appare evidente fin dall'inizio, margini di trattativa. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha organizzato per oggi il tavolo di confronto con il gruppo alla presenza dei sindacati e della regione per capire se il piano industriale, che ai finlandesi, dove vengono annunciati 450 esuberi, verrà modificato oppure no. La scadenza è fissata il 14 settembre, entro quel giorno Wärtsilä dovrà comunicare qualcosa e poi ci saranno ulteriori 30 giorni per la trattativa. Un percorso difficile che stiamo portando avanti insieme al Mise per cercare di superare la procedura Orlando, che lo stesso ministro Orlando si è stato disponibile a verificare, di questo lo ringrazio, che ovviamente crea delle criticità non soltanto in termini di tempistiche ma anche nel merito, perché di fatto se Wärtsilä presenta un piano per la reindustrializzazione dell'area che non convince la regione, che non convince il Mise, che non convince le parti sociali, abbiamo poche armi oggi per agire. Restano poi in piedi i ricorsi dei sindacati contro l'azienda per comportamento antisindacale e della stessa regione. Il primo potrebbe essere discusso entro il 14 settembre, già il 12, e questo potrebbe comportare l'annullamento della procedura e la ripartenza da zero con ulteriori 180 giorni. Hanno divelto la recinzione. Dopo aver forzato un infisso sono entrati all'interno dell'azienda. Colpo da 20.000 euro alla Burello di Pavia di Udine, rubate 8 barre d'argento per un valore che supera i 20.000 euro. Colpo da 20.000 euro all'azienda Burello di Via del Lavoro nella zona industriale di Pavia di Udine. Ignoti, dopo aver rotto la rete di recinzione e forzato un infisso, sono riusciti ad entrare all'interno e quasi indisturbati hanno messo a segno un colpo che, secondo le prime stime fatte dal titolare, supera i 20.000 euro. I malviventi, che probabilmente sono andati a colpo sicuro, sono riusciti a prelevare 8 barre d'argento del peso complessivo di 28 kg. Poi, senza dare nell'occhio, sono fuggiti facendo perdere le tracce. Sul colpo messo a segno alla Burello, azienda specializzata nei trattamenti galvanici per conto terzi, indagano i carabinieri. I militari della compagnia di Palmanova dispongono dei filmati del sistema di videosorveglianza, dai quali potrebbero emergere elementi utili ai fini delle indagini in corso. Evade dai domiciliari dopo il PM ha chiesto al giudice per lui una condanna di 11 anni e 8 mesi di reclusione, oltre a una multa di 52.000 euro. Un cittadino marocchino di 38 anni che ha già riportato diverse condanne definitive per reati di spaccio di stupefacenti, nonché ricettazione e resistenza pubblico ufficiale, era agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nella sua abitazione a Treviso. Il 16 settembre dello scorso anno, prima che fuggisse in Spagna, l'uomo era stato arrestato dalla polizia di Pordenone sempre per spaccio. Lunedì il 38enne aveva ottenuto dal GIP l'autorizzazione a comparire in aula per l'udienza e per questo il suo braccialetto elettronico era stato disattivato. È stata la moglie a denunciare il mancato rientro a casa del marito. Cordoglio a Udine per la scomparsa del luogotenente dei carabinieri Gianfranco Toffanetti. Aveva 54 anni ed è morto martedì nella caserma di Viale Trieste dopo essere stato colpito da un malore. Inutili tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118. Toffanetti, in forza al nucleo operativo radiomobile di Udine, aveva prestato servizio in precedenza nelle compagnie di Gorizia e Palmanova.
hanno sottovalutato la difficoltà del percorso e si sono fermate esauste, vedendosi costrette a chiedere aiuto. 3 escursioniste di nazionalità svizzera di 46, 38 e 22 anni sono state recuperate nella notte dagli uomini del soccorso alpino di Maniago e da Vigili del Fuoco nella zona di Passo Rest, a tramonti di sopra. La chiamata al 112 è arrivata attorno alle 20. Le donne si trovavano a 1200 metri di quota e sono state raggiunte a piedi in 45 minuti da 6 soccorritori. Volevano compiere un Ursula Nagel, ma lo hanno sottovalutato, almeno nei tempi di percorrenza e probabilmente anche come impiego di energie. Si sono fermate nei pressi di Casera Forchia, dove i soccorritori le hanno raggiunte. A piedi sono state accompagnate al passo e poi in auto a Tramonti, dove sono rientrate autonomamente a Spilimbergo. Il commissariato di polizia di Legnano ha chiuso la stagione estiva con un bilancio soddisfacente, 450 gli interventi effettuati dalle volanti, 2 le persone arrestate, 16 quelle denunciate, 3 i fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel comune emessi dal questore di Udine. Tempo di bilanci per l'ufficio della Polizia di Stato di Lignano. Per 48 giorni, 24 ore su 24, gli agenti hanno vigilato sulla località turistica per permettere ai villeggianti di poter trascorrere al meglio le loro vacanze, ma anche per assicurare agli operatori turistici un'attività serena. Nell'ambito dell'attività sono state identificate 1.592 persone, controllati 508 veicoli, mentre 450 sono stati gli interventi effettuati dalle volanti su richieste giunte alla sala operativa. 2 le persone arrestate, un cittadino italiano che si era reso responsabile unitamente ad un connazionale minorenne di un furto della cassa di una tabaccheria di Lignano Pineta e un cittadino turco in esecuzione di un mandato d'arresto europeo. L'uomo deve scontare 15 anni di reclusione per truffe commesse in Germania. 16 le persone denunciate, 2 le patenti ritirate, una per guida in stato di ebbrezza, l'altra perché è falsa. 4 i minori rintracciati ed affidati poi ai genitori, 3 i fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel comune emessi dal questore di Udine. Aveva truffato sconosciuti e chiunque gli avesse dato un minimo di fiducia e confidenza, sottoscrivendo onerosi contratti telefonici a nome da delegnare vittime. Un pordenonese di 45 anni ritenuto colpevole di aver messo in atto tra il 2009 e il 2015 reati fiscali, tra i quali riciclaggio, falso e sostituzione di persone, è stato arrestato dopo anni di latitanza. Il modus operandi del friulano era sempre il medesimo: individuate le prede, si appropriava in maniera fraudolenta dei loro documenti di identità, utilizzandoli per sottoscrivere abbonamenti con le compagnie telefoniche. La squadra mobile della questura di Pordenone lo ha però rintracciato in Germania e nei giorni scorsi è riuscita a far estradare l'uomo in Italia, dove sconterà una pena di 10 anni e 8 mesi di reclusione nel carcere di Milano. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.